We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody. Amici, buongiorno, benvenuti anche oggi a Chiacchiere Caffè. Io ho sempre il mio mal di gola, però insomma spero di guarire quanto prima. E a proposito di salute, proprio oggi di questo voglio parlare, dedicare la puntata di oggi a un argomento impegnativo, ma che vogliamo trattare da un punto di vista divulgativo. È sempre bene fare informazione da questo punto di vista. Parlo del tumore al seno e quindi un po' di quello che è lo scenario attuale, nuovi farmaci, prevenzione, diagnosi precoce, eccetera. Abbiamo qui un esperto in materia, il dottor Antonio Girillo, responsabile oncologia medica 2 dello IOV, ovvero l'Istituto Oncologico Veneto, che insomma spesso è protagonista delle mie puntate perché mi fa piacere davvero affrontare temi di natura medico-scientifica anche nel contesto di un salottino, certo, dove si può fare comunque una sana informazione, sana anche quella perché la salute nella vita è la cosa più importante e lo dico con questa voce rauca. Allora, benvenuto al dottor Antonio Girillo, parliamo dunque di tumore al seno. Intanto facciamo un po' un'inquadratura generale della situazione, parliamo intanto di Veneto in particolare, do qualche dato poi entriamo nel merito della puntata. In Veneto ogni anno si contano circa 4.300 nuovi casi di cancro al seno, il 31% di tutte le neoplasie delle donne, quindi non è un primato positivo. Il Veneto è la seconda regione italiana per numero di nuovi casi, al terzo posto per quanto riguarda il numero di donne che attualmente convivono con la malattia. Ma di positivo c'è l'impegno di strutture mediche, come appunto lo IOV, adesso spieghiamo anche, raccontiamo un po' di progetti aperti appunto dal punto di vista di diagnosi e prevenzione. Dicevo, i casi di malattia ci sono, ma grande è l'attenzione e la cura e l'impegno di strutture come lo IOV. Come mai, dottor Girillo, ci sono ancora così tanti tumori al seno e cosa bisogna fare dal punto di vista della ricerca per contrastare questo problema così grave? Sì, sul come mai non posso rispondere perché avrei vinto sicuramente più premi Nobel su questo aspetto. C'è però magari no, un è indubbio che in Veneto e non da altre parti c'è questa incidenza. No, in Veneto in genere c'è un trend maggiore nel nord-est, nel nord in genere, rispetto al sud ad avere maggior tumori al seno. Pensa che siano probabilmente possono essere legati alla popolazione, genetici? È indubbio, genetici, probabilmente anche legati ad abitudini di stili di vita che possono essere un po' da una dieta lievemente diversa, che nel sud c'è la prevalenza maggiormente ad una dieta di tipo mediterraneo rispetto a diete che adesso magari ci sono omogeneizzate tra nord e sud, non esistono più tante differenze, e un po' probabilmente anche alla tendenza ad avere più figli nelle donne del sud rispetto alle donne del nord. Quindi ecco, i figli in qualche modo proteggono anche l'apparato, il seno, è stato dimostrato che una delle protezioni è avere più gravidanze, questo è indubbio. Cioè maggiore gravidanza, la gravidanza è uno stato fisiologico che mette a riposo il seno dagli stimoli ormonali. Beh, stavo pensando infatti che le donne magari al nord tendono a concentrarsi più sul lavoro, sulla carriera, piuttosto che magari sulla famiglia, ritardano la nascita magari del primo figlio e questo può creare sicuramente delle forme di rischio dal punto di vista del tumore al seno. Questo è indubbio. Allora, tumore al seno, quando è nata un po' in Italia la cultura, chiamiamola così, scientifica, di studio di questa patologia? Diciamo che io mi onoro di far parte della scuola dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,
con il professor Veronesi e con Bonadonna, che è stato l'oncologo che ha reso scientifica la terapia del carcinoma del seno, facendo il primo studio mondiale della terapia adiuvante, ovvero sia dopo l'intervento, che diede i risultati protettivi rispetto al braccio che non la faceva. E io seguì proprio da giovanissimo, erano gli anni 77, il famoso trial definito T1, che comparava l'intervento demolitivo verso l'intervento conservativo, e quindi ho avuto anche questa piccola soddisfazione di aver seguito questo studio, che poi è stato un po' poi apripista rispetto agli a livello altri. mondiale, proprio a livello mondiale è stato il primo studio Quindi che dimostrò. l'Italia e Milano in particolare è stata pionieristica da questo punto Adesso di vista. purtroppo c'è una tendenza che siamo stati ampiamente superati. Dagli Stati Uniti? In genere, anche se, premetto, superati nell'ambito della ricerca perché investiamo meno in ricerca, noi, anzi siamo tra gli ultimi paesi europei E allora ad investire. ricordiamo la famosa fuga di cervelli, È probabilmente. indubbio che ci sia anche questo, c'è indubbio, però diciamo che ci sono elementi di riflessione che una volta eravamo ai primi posti, adesso ahimè siamo un pochino meno. Un pochino meno, però ci sono poi strutture appunto Certo, come l'Istituto certo, Oncologico certo, Veneto certo, che fanno molta fortunatamente ricerca sì. e credo si impegnino anche per reperire fondi, Certo, no? Da certo, investire nella certo, ricerca certo, certo, scientifica. è indubbio. Ecco, infatti mi fa piacere citare questo bel progetto dell'Istituto Oncologico Veneto, approda allo IOV, I Trust You, mi fido di voi. Un progetto che promuove l'impegno dei clinici nella lotta al tumore al seno e presenta i centri oncologici di riferimento per la diagnosi e la cura della malattia presenti sul territorio nazionale. Quindi grande impegno, lei ovviamente è responsabile oncologia medica 2 IOV, quindi è in prima linea, Certo. anche impegnato da questo punto di vista. No? A livello di diagnosi e prevenzione, com'è la situazione, professor Iglesias? Diagnosi e prevenzione diciamo è molto valida perché noi abbiamo proprio la senologia nell'ambito dello IOV che fa da screening a tutta la popolazione delle donne a fascia di età superiore ai 50 anni fino a 60, anche se adesso dobbiamo un po' modificare le date della prima mammografia e conseguentemente abbiamo un buon bacino di screening, quindi per la diagnosi precoce, perché è essenziale una diagnosi precoce, poi lo capiremo il perché. Certo, poi vedremo anche delle immagini che ha portato Qualche qui, immagine, qualche sì. immagine molto importante. Certo. Parliamo di prevenzione e di diagnosi. La cosa più importante credo sia davvero l'autopalpazione per una donna, quindi un'autodiagnosi che può far scattare un campanello d'allarme e poi andare subito ovviamente in strutture È ospedaliere. indubbio che è bene che una donna conosca il proprio seno, come deve conoscere la propria cute per quanto riguarda i nei, no? Certo. So capire, è stato penso già parlato in questo Abbiamo senso. parlato certo proprio di recente. Ecco, sì, e ragion nei. per cui con la conoscenza del proprio seno è importante vedere alcune situazioni che si possono creare, un nodulo che si sente crescere, una secrezione o quant'altro, qualcosa di anomalo deve indurre ad anticipare la mammografia e lo screening senologico. Ecco, in particolare, entriamo nello specifico, con un'autopalpazione, sentendo magari un nocciolino, una specie, Certo. immagino io, tipo di ciliegia, di noce, no? Un po' dura, magari non avendola sentita in Ci passato. auguriamo che non arrivi a questo Ci livello perché è già auguriamo, però grande. sentendolo, vede, anche lì parlo Sì. per esperienze anche di casi a me vicini, magari poteva essere una mastopatia, non so, fibrocistica, Certo. faccio per dire, che può essere quindi risolta con un intervento anche in degli hospital, Sì. quindi senza magari eccessivi allarmismi, però prendendo subito in mano la situazione, poi bisogna approfondire e capire se è un nocciolino magari di natura sebacea, di natura grassa o Certo. una mastopatia o qualcosa purtroppo di peggio, allora dopo incomincia l'iter, che spesso è una via crucis, insomma, per molte donne. Ovviamente con l'autopalpazione non è possibile capire la differenza. In vero, dubbio dottore? l'autopalpazione non fa diagnosi, fa Certo, è un un'allerta. campanello di allarme in cui uno
la donna si deve subito recare a strutture ben definite, ecco, in questo Ecco, senso. in questi casi bisogna magari sottoporsi a una mammografia, quindi in genere l'età media, dicevamo prima, della prima mammografia Certo, è viene considerata intorno ai ai 50, anni, però sì, in questi casi anche una donna giovane che certo. sente questo tipo di Ma presenza, soprattutto anche donne che nella familiarità hanno avuto la mamma o piuttosto che la zia affetta dal tumore al seno, è bene che anticipano un po' la data quindi ben della prima prima dei mammografia. 50 anni Sì, assolutamente. sì, Quindi mammografia, diagnosi e dopo eventualmente in base a quello che certo. emerge ci si sottopone alle cure. Parliamo allora di cure, ai nuovi farmaci. Sì. E ovviamente in presenza di un tumore l'intervento rimane, come diceva prima, conservativo o invasivo? Quali sono le Allora, strade esiste percorse una oggi? forma di cut-off, è la dimensione della neoplasia. Neoplasie piccole, inferiori ai 2 centimetri in linea generale, è possibile intervento conservativo, che è praticamente uno spicchio di mammella che viene asportata. Invece per tumori superiori ai 2 centimetri è previsto l'intervento maggiormente demolitivo. Oggi come oggi noi facciamo nelle donne che hanno un tumore mammografico superiore ai 2 centimetri una chemioterapia prima dell'intervento chirurgico che si chiama chemioterapia primaria o neoadiuvante. Questo qui ha lo scopo di ricondurre il tumore sotto I 2 i 2 centimetri e quindi ad un intervento più estetico. Indubbiamente è un elemento estremamente positivo fare un intervento estetico piuttosto che mutilante. Certo che a livello tecnico diciamo è Certo. la classica mastectomia, giusto? Mastectomia, Mastectomia è certo. l'asportazione Totale della della mammella, mammella, certo. che poi comporta eventualmente una ricostruzione a livello Certo, chirurgico, di certo, chirurgia certo, è indubbio. estetica, però ha un impatto spesso devastante anche sulla psiche, no, della donna Sì, che è deve indubbio che subire questo certamente, cioè, intervento e quindi anche il supporto se psicologico. riusciamo a fare un intervento conservativo, tanto di guadagnato su questo Certo, aspetto. parlava di appunto intervento conservativo, viene asportata solo una Una parte, parte, ci sono quindi in quel ormai caso, degli interventi conservativi che veramente fai difficoltà a capire che è stata operata la donna. quindi non si vede magari a Sono livello, perfetti, veramente molto, molto non c'è belli. percezione di Sì. questa Certo, asportazione. certo. Bene, insomma, sono belle notizie ovviamente dal punto di vista medico, ma anche appunto psicologico per molte donne. Ecco, parliamo di questa breast unit, no? Sì. Unità breast in inglese è Sì, proprio sì, il sì, busto nel senso vuol di seno. dire un'unità che ha in sé tutti gli elementi medici e non medici che si occupano della patologia mammaria, dal senologo, cioè che vede radiologicamente, successivamente al chirurgo, all'anatomopatologo, all'oncologo, al radioterapista, agli psicologi, alla genetista e a quant'altro. Quindi un servizio a 360 E gradi questo per è tutto quello che una riguarda il delle seno. enormi positività che abbiamo nello yoga, perché ogni mercoledì, tutti i giorni, salvo che non cada nel giorno di Natale, ecco, o Chiaramente di anche per voi è Pasqua o Natale. quant'altro, tutti i nuovi casi vengono collegialmente discussi, ma collegialmente alla presenza di tutti questi specialisti. Quindi multidisciplinarietà Perfetto, assoluta. perfetto. Questo secondo me È è il un valore valore aggiunto. fortemente aggiunto, in quanto il primo trattamento è un elemento importante per dare la giusta Direzione. posizione È anche un recupero del senso di medicina un po' da altri tempi, no? La Ovviamente non è completezza, la presente la totalità. paziente in No, questo caso, chiaro, ecco, è un cioè, confronto tra chiariamo un specialisti. confronto tra Però specialisti, sì. credo a mio avviso, no, che sia un recupero davvero di un modo di fare medicina Certo, certo. che se vogliamo in alcuni contesti si è perso quando c'è un'eccessiva specializzazione, no? Invece Infatti, così c'è un confronto ad ampio raggio. sì, visto anche il tenore della trasmissione, così, devo dire che questo che si sta perdendo oggi come oggi,
che abbiamo tutti i protocolli, tutte linee guida e conseguentemente si perde l'abitudine a ragionare sul caso. Il caso deve essere ben discusso e dopo un ampio ragionamento si procede alla giusta terapia. Certo, poi un recupero del significato della persona non solo come caso clinico, Certo. no, ma come soggetto unico con le sue peculiarità e particolarità. Quindi ha un significato importante, lo IOV sta facendo moltissimo da Questo questo senso, punto sì. di vista. Bene, ecco, volevo far vedere le immagini che Sì, ci ha portato, un'immagine, così la chiedo prima, alla regia di segui mandarle in prima onda, immagine. entriamo così nel merito anche Ecco, la delle prima terapie. immagine riguarda, vedete in verde, quella specie di Di Y, Y in alto a è destra. il trastuzumab, questo famoso anticorpo monoclonale, Sì, poi che hanno dei nomi sì, particolarissimi. il nome commerciale è Herceptin, giusto per far capire. Trastuzumab è il nome invece Sì, è il nome farmacologico. farmacologico. Questo anticorpo si lega a delle, diciamo, proteine overespresse sulla membrana cellulare che si chiamano HER2, ma è bene chiarire non tutti i tumori l'esprimono soltanto il 20% dei tumori, quindi questo anticorpo che è stato rivoluzionario nel trattamento della patologia mammaria, soprattutto nei trattamenti adiuvanti, cioè dopo la chirurgia, funziona soltanto in questa categoria, no? E conseguentemente determina il degradamento di questa proteina di membrana che è un epidermal growth factor, un fattore di crescita, non dà più il segnale al centro, al nucleo, e quindi la cellula sta ferma o successivamente può essere attaccata dai linfociti citotossici e muore. Questo è il grosso modo. E questo è il segnale della patologia. Questo no, è il segnale che funziona. Ah, Cioè, ecco, mi spiega che allora. funziona. Quella lì che vedete, la cellula schematizzata, Sì. arriva l'anticorpo, la blocca il segnale e conseguentemente la cellula inizia a degradare, muore ed è attaccata dai linfociti citotossici e conseguentemente muore definitivamente, perché i linfociti servono per la nostra difesa. Certo, a eliminare insomma queste cellule. Certo. Bene, allora questa è... Se andiamo avanti, Andiamo pure avanti con la seconda immagine. Con la seconda immagine, giusto per capire che esistono di queste, a livello della superficie cellulare, varie categorie che sono oltre l'ER2 in cui Sono agisce. queste proteine, no? Sì, Dicevo, bravo, R2 sì, ed R3. sì, R2, R3, R4, Sì. poi c'è epidermal growth factor, sono tutte analoghe. Hanno lo scopo di iniziare un segnale a dire moltiplica, a dire duplicati. Se noi lo blocchiamo, quel segnale, chiaramente è un segnale che si blocca e non parte. Nella successiva diapositiva, Vediamo la prossima. Ecco. capite che insomma è già Sì, non è facilissimo difficile capire, esatto. che le cose non è che poi stanno così. Questo dà una spiegazione che questo blocco da parte del trastuzumab all'inizio può essere diciamo troncato il segnale anche a livello sottostante e conseguentemente, nonostante il funzionamento del trastuzumab, la cellula può seguire altre vie e conseguentemente si duplica lo stesso. E questo è uno esempio di resistenza al farmaco. Anche a farmaci target therapy, cioè proprio che Ecco, parliamo mirano. appunto di target therapy, vedi E questa è una un'arma target in più nella lotta al tumore E questo al seno. indubbiamente sì. Consente di curare anche forme molto aggressive come l'ER2 positiva, che rappresenta il 25-30% di tutti i carcinomi della mammella e che oggi può essere trattata efficacemente grazie all'uso di trastuzumab, che abbiamo appena citato, Certo. terapia mirata e innovativa indicata sia nelle fasi iniziali Certo. sia in quelle avanzate della malattia. Certo. Quindi l'evoluzione, diciamo, dal punto di vista dell'intervento è questa target therapy. Dubbio.
È indubbio che la target therapy, che è iniziata intorno agli anni 2000, con la messa a punto di questo anticorpo che colpiva quel pirulino che abbiamo visto all'inizio, ha fatto sì che in questa categoria, che io ritengo che sia un pochino più bassa, il 20-25%, qui parlo, sì, ma siamo lì, non è, ecco, non è tutta la globalità delle donne che esprimono questa proteina di superficie e quindi facilmente aggredibile. Ecco, target therapy sta appunto per terapia mirata, vero? Certo, Quindi si va a colpire certo, proprio la parte da eliminare, da combattere. Certo. Mentre prima si tendeva però, ad agire in un modo più generale. Devo precisare questo, che l'anticorpo monoclonale, in questo caso, non funziona da solo, cioè, o perlomeno funziona meno, deve essere sempre associato alla chemioterapia. Quindi la chemioterapia perché gli diamo 2 botte, una prima botta con l'anticorpo e poi la chemioterapia completa l'opera. Ecco, e più o meno i cicli di chemioterapia mediamente dopo un trattamento chirurgico sono 6 mesi di trattamento. Parlo di 6 mesi e non di cicli perché esistono vari tipi di chemioterapie che possono essere via via modificate, cioè secondo lo schema che si sceglie. Ecco, poi dicevamo che ogni caso ha una storia a sé, quindi bisogna sempre valutare individualmente i casi clinici. Ecco, volevo dare qualche dato che rende sempre merito dell'impegno e dei successi dello IOV. La Breast Unit, che è appunto questa unità che si occupa in modo specifico dei tumori al seno, segue in media ogni anno 400 nuovi pazienti con neoplasia mammaria e sono circa 900 gli interventi chirurgici per carcinoma mammario effettuati presso lo IOV. Ecco, sono numeri importanti. No, il numero è un po' sottostimato, 400, perché si riferisce soltanto alla nostra unità operativa. In realtà sono 500 i nostri nuovi casi. Quindi 500 nuovi casi, invece 900 Poi c'è anche giusti. L'altra unità operativa che si occupa prevalentemente di oncologia geriatrica e quindi le donne sopra i 70 anni afferiscono anche all'altra oncologia. Ecco, parleremo anche di questo nella seconda parte del programma, leggo velocemente. Attualmente presso l'istituto ogni anno circa 12.000 donne eseguono accertamenti, visite ed esami senologici. 12.000 è un numero importante. Le donne sottoposte a radioterapia sono circa 600, circa 500 quelle trattate con chemioterapia e circa un centinaio quelle che assumono terapia ormonale. L'equipe si riunisce settimanalmente per discutere i nuovi casi di neoplasia mammaria, quello che diceva prima, e per concordare l'iter terapeutico della donna. Numerosi anche gli studi clinici condotti in collaborazione con importanti gruppi di ricerca clinica nazionali ed internazionali. Alle donne in cura viene offerta la possibilità di scegliere se seguire le cure tradizionali oppure aderire a questi protocolli sperimentali e di ricerca. Indubbio. Quindi insomma c'è anche l'opportunità per la donna di scegliere un iter terapeutico. Certamente, perché ci sono donne che gradiscono non entrare in trials clinici, anche se devo dire che è estremamente limitata il rifiuto. Si affidano al consiglio giustamente dell'oncologo. Allora lei, sono felice che rimarrà anche nella seconda parte del programma, quindi potremo approfondire qualcosa che ora ho solo accennato, tipo anche le terapie ormonali oppure i problemi delle donne dopo la menopausa, superati magari i 50 anni, quindi di questo e di molto altro parleremo, per cui amici vi invito a rimanere con noi dopo i 2 consueti minutini di pubblicità, perché saremo ancora con il dottor Antonio Girillo per parlare di tumore al seno dell'eccellenza del Veneto e dello IOV. A tra poco. Eccoci amici, bentornati in studio a Chiacchiere Caffè, mi scuso sempre per questa voce poco gradevole, ma sono in via, spero, di guarigione da una brutta laringite. Allora, vi ripresento perché si è collegato ora il nostro ospite di oggi, è il dottor Antonio Girillo, responsabile oncologia medica 2 dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Con lui stiamo parlando di nuove terapie mediche nel tumore del seno, quindi
tumori al seno, tutto quello che riguarda diagnosi e prevenzione. Abbiamo fatto un bel approfondimento nella prima parte, riprendiamo alcune cose solo accennate appunto Certo. prima della pubblicità. Ad esempio, dottor Irillo, mi stava parlando di terapie ormonali oppure di problematiche della donna superati i 50 anni, Certo. quindi anche con la menopausa. No. Come cambia la situazione per una donna? Diciamo questo, che tra malattia contratta al seno in premenopausa e in postmenopausa e poi donne sopra i 70 anni sono malattie totalmente diverse. Allora, Sì. è interessante questo, Questa- vediamo di perché in specificare linea le differenze. generale sono un pochino più aggressive le malattie che si manifestano in giovane età, intorno ai 30-40 anni, e necessitano di una maggiore vaglio, quindi maggiore trattamenti, intensità dei trattamenti, anche in presenza di fattori prognostici positivi. Poi abbiamo questa categoria delle donne in post-menopausa in cui si può anche in trattamenti adiuvanti, cioè dopo l'intervento, usufruire. Ovviamente non sto a dire tutte le varie categorie di donne, perché ormai si parla di malattia mammaria per dire che esistono gruppi, sottogruppi, in cui in alcuni casi le linee guida abbastanza consolidate prevedono non la chemioterapia, ma anche la possibilità di trattare con ottima efficacia con l'ormonoterapia. Ecco, quindi si può controllare o contrastare comunque un tumore al seno con l'ormonoterapia. Certo, E sicuramente. come funziona? Perché? Perché l'ormone va a difendere in qualche Esistono modo? attualmente due tipi di ormonoterapia. Il vecchio tamoxifene, che è stato un farmaco circa 35 anni fa scoperto, che è stata la prima target therapy. Praticamente simulando gli estrogeni andava a inibire il sito degli estrogeni a livello delle cellule. Conseguentemente le cellule tumorali hanno bisogno degli estrogeni per riprodursi. Arrivando qualcosa che non era come polistirolo, non mangiavano e conseguentemente gli veniva tolto, diciamo, il nutrimento per crescere. Perfetto. L'altra via sono gli inibitori dell'aromatasi, che molte donne conoscono, sono più moderni e che fanno sì che bloccano proprio la produzione degli estrogeni a livello del nostro organismo. Conseguentemente si sottraggono gli estrogeni. Mancando gli estrogeni, le cellule, se ci sono, non si nutrono. E quindi il segreto è togliere il nutrimento. Certo. Perché questo tumore usando un termine banalizzato, assolutamente ovviamente, divulgativo, ma sì. appunto il nostro target Sì. non è fatto di specialisti, quindi cerchiamo di far capire a tutti un po' come funziona. Anche in questo caso, devo dire che non è detto che assolutamente che ormai si parla che il tumore è un mosaico cellulare e noi uccidiamo molte volte tutte le cellule che sono con i recettori estrogenici positivi, però possono sfuggire altre cellule, ed ecco perché molte volte bisogna fare sia la ormonoterapia che la chemioterapia, perché chi colpisce su più fronti. Ecco, bravissima, il termine Grazie, perfetto. sto imparando, dottor Irillo. Allora, mi interessava questo, una curiosità anche personale. Allora, la pillola, per esempio, anticoncezionale in donne anche giovani che non hanno ancora avuto il primo figlio, la prima gravidanza, è vero che in qualche modo proteggono, rappresentano? Ci sono studi contraddittori su questo aspetto, studi estremamente contraddittori in cui alcuni studi dicono che c'è una protezione, altri studi dicono di no se l'estroprogestinico è usato per prolungare a dismisura le mestruazioni. Cioè una donna che fisiologicamente sarebbe andata in menopausa a 50 anni, prolungarlo sino a 60 anni, pare che ci sia un trend sfavorevole su questo gruppo. Quindi un po' forzare la natura. Ecco, bisogna andare via via. Anche se oggi in effetti molte cose sono cambiate, quindi magari
Si sa che il primo figlio, molte donne lo fanno dopo i 40, una volta era impensabile, Certo, oggi è indubbio questo, sicuramente anche però insomma con buon senso, ecco. quello Cioè, non sempre. dico che di non utilizzare, però insomma andare, Non forzare troppo. trovare delle donne che alle soglie dei 60 anni prendono l'estroprogestinico. Beh, abbiamo visto casi anche di donne che mi diventano madri alla sembra, soglia dei 60 anni, ma questo meriterebbe un'altra certo. puntata e magari vedremo di farla. Allora, si è chiuso da poco un convegno molto interessante, dove lei è stato moderatore, vedo qui dalla locandina, sempre promosso dall'Istituto Oncologico Veneto, Alimenti e cancro, tra supposizioni ed evidenze scientifiche. Allora, parliamo dell'importanza dell'alimentazione nella prevenzione. Io ringrazio per avermi fatto questa domanda che apre uno scenario che dovremmo fare più trasmissioni faremo, professore, in questo dottor senso. Livio. E devo dire che l'alimentazione nella donna che ha contratto già il tumore al seno, penso che sia abbastanza importante perché non dovrebbe prima aumentare tanto di peso, perché nel grasso sono contenuti degli enzimi, uso sempre termini semplici, che sono gli inibitori dell'aromatasi, quelli in cui il famoso farmaco, cioè, che sono contenute le aromatasi. Noi vogliamo combattere gli inibitori dell'aromatasi con gli inibitori andrebbero a nutrirli invece. E conseguentemente cosa succede? Mi producono più estrogeni perché nel tessuto adiposo ci sono le aromatasi. Quindi se do gli inibitori aumento il substrato in cui dovrebbero agire. Quindi questo indubbiamente c'è questo elemento di insomma, una sana dieta. Come deve essere la dieta? La dieta deve essere la più varia, ovviamente, ricca di antiossidanti, e sappiamo che gli antiossidanti sono contenuti nelle verdure, le crucifere, prevalentemente. Sa cosa sono le crucifere? Le crucifere. Crucifere. Le crucifere no, mi illumini di immenso, dottor Livio. Sono i cavoli, i broccoletti, sono le non conoscevo il crucifere. termine, però so che sono ottimi antiossidanti, i cavoli, sì. anche i pomodori mi dicono, no? I pomodori contengono a dire il vero un'altra sostanza, però servono Meglio forse i più cavoli. nell'uomo, per la prostata. Ecco. Invece per la donna allora meglio i cavoli, sì, anche i broccoli, sì, quella famiglia sicuramente delle crucifere, poi c'è le sostanze tradizionalmente usate, cioè l'arancio della salute, come si suol dire. Però nell'ambito del convegno è venuto fuori che anche un eccessivo abuso di queste sostanze paradossalmente fa male. Potrebbe far male, Insomma, quindi non è assolutamente facile. Medio stat virtus, va bene così, dottor benissimo. Non passare, uno si nutre soltanto di spremute d'arancio. Ecco, anche perché quello andrebbe a privare la dieta di altre facoltà nutritive. È indubbio. Insomma, quindi anche lì, di fronte a un percorso terapeutico, no, di una donna che magari appunto è stata sottoposta a un intervento chirurgico, viene magari data poi una dieta mirata su come avere anche uno stile di vita sano nel post-operatorio. Infatti, nell'ambito sempre della breast unit, e mi ero dimenticato di sottolineare che fa parte anche una dietologa. Ecco, allora la citiamo. È una dottoressa che aiuta le nostre donne a tenere un giusto peso, ecco, in questo senso è importante anche questo supporto ulteriore. Certo, come è importante, lo leggo ora dalle note informative che ho qui sotto gli occhi, presso lo IOV nell'ambito del progetto I Trust You in inglese, ovvero mi fido di voi, sono disponibili gratuitamente per tutte le donne interessate materiali educazionali su fattori di rischio, diagnosi precoce e percorso terapeutico del tumore al seno, con una serie di informazioni utili su reparti, servizi, numeri telefonici e contatti dell'istituto. La prevenzione e la diagnosi precoce sono le prime armi per vincere il carcinoma della mammella. Quindi grande importanza della comunicazione, dell'informazione
Per tutti gli interessati, in particolare le signore, le donne che ci stanno guardando, invitiamo magari a collegarsi al sito internet dello IOV, Istituto Oncologico Veneto, e recarsi per chi fosse interessato presso la segreteria organizzativa. Tra l'altro noi anche abbiamo un servizio che, qualora vengono indirizzate email al nostro sito, è possibile, ovviamente se sono email che hanno un contenuto serio, ecco, vengono quasi subito, cioè, trovano una risposta quasi sì, immediata. Sì, sì. Bene, questo è molto importante perché ti dà l'idea del presidio. Certo, no, questo è importante, questo è un servizio, cioè, che io per esempio curo per il mio settore, e devo dire che arrivano settimanalmente 5-6 richieste. Bene, volevo far vedere altre due immagini, tra l'altro molto belle, diverse da quelle mostrate prima, perché abbiamo un'immagine bellissima di Sant'Agata, eccola qui. Ecco qui, io voglio ricordare che pochi sanno che Sant'Agata, che è la protettrice di Catania, è la protettrice delle donne operate al seno. Infatti come la vediamo vedete, con i due seni, purtroppo staccati ovviamente dal suo corpo perché pare sia stata martirizzata. Fu martirizzata nei primi anni nel 251 d.C., perché il console romano di allora voleva sposarla. Lei si era votata ad un ordine religioso, insomma, da allora, e per cui rifiutò e fece questo servizio, e dopodiché morì. Purtroppo era una delle torture più infami che le donne subivano, insomma, ovviamente si moriva immediatamente dopo, sia per dissanguamento sia per infezione. Possiamo dire che è stata anche la prima mastectomia, insomma, per dei versi. Dal punto di vista storico e scientifico decisamente sì, anche se in situazioni appunto di totale brutalità ed efferatezza. Allora ricordiamo che anche così un'informazione storica molto importante, che Sant'Agata appunto è la protettrice di tutte le donne operate al seno. Poi c'è una seconda immagine. Sì, questa è un pochino più così coreografica, per sì, indubbiamente. Magari l'argomento. Che sono le cassatine siciliane, che proprio rispecchiano un seno piccolino, ed furono dedicate, almeno dice la tradizione, proprio a Sant'Agata. Ecco, sì, è quasi nell'ambito della cultura, diciamo, della Magna Grecia, no? Di mangiare, insomma, il banchetto, no? Dopo il lutto, dopo le cose, esorcizzare, come era tipico poi della tragedia greca, riprodurre le cose, le scene per esorcizzarle. Ecco, allora chissà che non riesca anche ad assaggiarle, perché trascorrerò, penso, proprio la mia estate in Sicilia, dopo anni di Sardegna, perché sono di origine sarda. Il cognome lo dice come il suo. Ho fatto questa piccola gag per parlare un po' anche di lei. Il suo cognome tradisce decisamente un'origine spagnola, vero Irillo? Sì. Allora mi racconti, dottor Irillo, un po' di lei, come dalla Spagna o comunque dalla Calabria, vero, dove dopo lei è cresciuto e si è formato, e approdato poi a Padova. Ma devo dire che il cognome, da, diciamo, storie raccontate dai nonni a mio padre, a sorte, indubbiamente risale a quando tra Francia e Spagna si combattevano la guerra non nei loro paesi ma nel meridione per i possessi del regno delle due Sicilie e così via. E conseguentemente pare che un ufficiale spagnolo a seguito si ferì e fu curato da una donna di un paesino della Calabria che si chiama Petrizzi, sopra Soverato, e lì nacque il primo Irillo, che si chiamava Irillo Antonio, come me. E quindi siamo riusciti a ritracciarle. Sì, questa qui. La tradizione. Quello allora è stato il suo antenato, il suo avo, no? Sì, perché tra l'altro Petrizzi, siamo andati recentemente a fare un'esplorazione per cercare di trovare esattamente le origini,
ha come patrono Sant'Antonio da Padova, ecco perché Ma probabilmente... che destini incrociati, vedi? davvero. Lei si chiama Antonio, in più c'è questa appunto sinergia, diciamo, quasi del destino, no? Tra questo paese calabrese e Certo, il patrono di di Padova, Padova, certo. Sant'Antonio. Ma è per questo che lei è venuta a Padova, dottor Irillo, oppure cioè perché c'è proprio un fatalismo cosmico nel suo percorso, Ma oppure sono stati altri motivi? guardi, sono quelle cose, non è vero ma ci credo, ma penso lo dico tranquillamente. Io alla nascita, mia madre ebbe un parto estremamente difficile, è la prima volta che lo dico, ma posso tranquillamente dire, Ma la e mio ringrazio di padre mi dirlo a me. votò a Sant'Antonio. Ah. E non lo so, chissà che mi abbia voluto qui, non lo so. Beh, è comunque una storia molto suggestiva ed è Certo, soprattutto vera. perché io non sono di formazione, come avete visto, patavina, sono da 10 No, anni a Padova, lei è di formazione appunto calabrese, però di appunto nascita, di nascita. formazione milanese, Ah, ecco, ci tiene a sottolinearlo. sì, Allora, nascita calabrese, formazione formazione professionale, lei si milanese, riferisce in sì, particolare milanese, l'abbiamo ricordato, certo. sotto l'ala, Certo, ma diciamo, perché... non rinnego ovviamente le mie origini calabresi, che è fondamentale. Ma a un certo punto della sua vita si è trasferito a Milano oppure... No, mio padre era un ufficiale dell'esercito, poi ha finito il grado come generale dell'esercito e via via andava a comandare le varie. Si è fermato a Bari dove mi sono laureato e poi appena laureato sono andato a Milano. Ecco, io ho fatto un po' di domande, come dico sempre, No, va marzulliane, bene. perché mi fa piacere Certo, anche presentare non solo l'aspetto professionale, ma anche quello umano dei miei ospiti è e indubbio. quindi, anzi, la ringrazio perché mi ha fatto una confidenza, se vogliamo, così in questo contesto, in questo salottino e ha rivelato una cosa anche sua molto privata. Sì, L'ho è apprezzato indubbio, molto. non vedo perché è un Assolutamente, segreto, anzi, bisogna assolutamente, però dirlo. era la prima volta che lo diceva, mi sono Certo. sentita investita, se vogliamo, di un privilegio. Ecco, allora è arrivato poi a Padova e da quanti anni è A Padova sono responsabile di oncologia? arrivato perché chiamato dal professor Monfardini, che avevo conosciuto all'Istituto Nazionale dei Tumori, e lì era aiuto, insomma io ero un giovane borsista, Di belle così, speranze, come si dice. sì, di belle speranze, speriamo Speranze mantenute, mantenute, speriamo assolutamente, mantenute. assolutamente. Dopodiché, sino al suo pensionamento sono stato vice direttore, dopodiché da circa 3 anni sono responsabile della oncologia medica seconda. Ecco, con soddisfazione, immagino. In dubbio perché è una soddisfazione enorme quella di poter gestire un'oncologia così prestigiosa. Sì, Padova diciamo che davvero Certo, a livello certo, di sanità è una delle capitali è storiche a livello è nazionale, indubbio, ma non solo, hanno insomma, grosse punte di eccellenza. davvero. Ma come mai tra tutte le materie, insomma, scientifiche, mediche che poteva affrontare all'università ha scelto di seguire quella Ecco, in questo caso dell'oncologia del seno? devo rispondere, non ho avuto fortunatamente mai neoplasie nella mia famiglia, quindi non è un fatto Non è emotivo, un fatto è stata una anche libera scelta, biografico, una sì. libera scelta. Si Ecco, sentiva più interessato a questo una tipo libera scelta, tranquillamente. Sì. di argomento e di materia, una materia comunque insomma Sì, non semplice da indubbiamente, trattare. insomma, sì, affascinante così. Siamo quasi in chiusura della trasmissione, dottor Irillo. Allora, come super sintesi, diciamo, dopo una parentesi biografica, mi faceva piacere comunque chiudere di nuovo su tematiche di natura un po' più scientifica, poi ricorderò di nuovo alle nostre amiche telespettatrici in particolare come informarsi al meglio per l'Istituto Oncologico Veneto. Quanti tipi di tumore al seno ci sono, macro, diciamo, a livello così? Beh, c'è una stadiazione dei tumori al seno che partono proprio sul tumore dal T1, e sono i tumori più piccoli, T2, sono intermedi, T3 ancora più grossi e i T4 che sono proprio i grossi. Volevo lanciare questo tipo di messaggio, cioè cosa si sta verificando negli ultimi mesi.
ci sono troppe notizie positive, secondo me, date sul tumore al seno, quasi che sia una passeggiata, si vedono sui mass media, no? Sconfitto il tumore al seno, come titolo, poi leggi. E stiamo osservando l'affiorare di nuovo di tumori più grandi rispetto a quelli che si vedevano un tempo. Ecco, questo è un dato in cui non pensiamo che sia una malattia sconfitta, ma bisogna stare allerta. Ecco, mi raccomando alle donne. Quindi autodiagnosi, autopalpazione e molta attenzione. Certo, ecco. Una sana alimentazione, se possibile è meglio non fumare, vero dottore Irillo? È intuitivo, questo qui, sì. Poi bisogna incrociare le dita perché l'incidenza comunque genetica, della componente della familiarità. 3 donne su 11, secondo alcune statistiche, contraggono la neoplasia, quindi è un problema sociale. Quindi in particolare le donne che hanno avuto casi in famiglia sono quelle tumorali più a rischio. È meglio che più di altre ancora facciano prevenzione e diagnosi. Ecco, questo è un messaggio importante. Infatti leggo qui, negli ultimi anni l'incidenza del tumore al seno è aumentata a dispetto di questi titoli a volte un po' troppo ottimistici. Fortunatamente però diagnosi precoce e terapie sempre più mirate hanno diminuito la mortalità. Quindi il dato non positivissimo c'è, però è anche vero che grazie all'impegno di strutture come la Breast Unit dello IOV o di centri ospedalieri comunque che si impegnano moltissimo da anni nella ricerca, la mortalità per fortuna non è così alta come in passato, quindi questo va sicuramente detto. Ecco, allora ricordiamo, qui avevamo ricordato questo convegno alimenti e cancro, quindi dicevamo anche mangiare molti cavolfiori, molti broccoli, cercare appunto di mangiare quelle verdure che contrastano. No, tutti, cioè che riducono il cosiddetto stress ossidativo. Ossidativo. Ecco, quindi gli antiossidanti riducono lo stress ossidativo, che è una polipatologia, però non entro in merito perché è molto complesso. Esatto, magari faremo qualche altra puntata con lei, perché avevo anch'io qualche altra curiosità, ad esempio so anche per esperienze magari di persone che conosco che ci sono problemi di tumore al seno che magari non sono esattamente tumore come un sarcoma, ci sono delle forme di sarcoma che comportano magari la mastectomia a volte o in passato. Noi abbiamo parlato del carcinoma prevalentemente, esatto, il sarcoma è un altro istotipo. E quindi magari dedicheremo, anche se è molto raro, molto raro, sì, è una rarità, però so che esiste, magari certo. faremo le debite distinzioni, approfondimenti, se vorrà venire come nostro ospite in un'altra puntata, noi siamo contenti di fare nel nostro piccolo divulgazione così importante, questa è la migliore divulgazione. Ecco, sono contenta, la ringrazio, lo considero un complimento e ne sono felice. Allora ricordiamo Istituto Oncologico Medico, Veneto, sì, Veneto, per le donne interessate si possono trovare tutte le informazioni in internet, ovviamente digitando Istituto Oncologico Veneto è possibile reperire tutte le informazioni, ricordiamo che c'è materiale informativo gratuito e lì ogni donna potrà avere tutte le informazioni e le risposte alle proprie curiosità, dicevamo prima anche via mail. Quindi amiche e signore che ci seguite da casa, mi raccomando, diagnosi precoce, autopalpazione, controllo, e per chi fosse interessato o curioso rivolgetevi all'Istituto Oncologico Veneto, nella persona in particolare del dottor Antonio Irillo. Io, dottor Irillo, la ringrazio veramente di essere stato con noi, di averci aperto un po' una finestra su un tema difficile, insomma anche da trattare, anche da affrontare nel corso di una puntata, ci ha dato molti spunti interessanti, quindi vedremo di ospitarla ancora qui a Chiacchiere e Caffè. Grazie, buona giornata, amici, salutiamo il dottor Antonio Irillo, grazie di essere stati con noi e sperando di avere una voce migliore di quella di oggi, vi aspetto domani, se vi farà piacere, dalle 11 alle 12 a Chiacchiere e Caffè. Ciao, grazie, a domani. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural tonight. Everybody's dancing.